Sinceramente avrei preferito molto di più la versione dei Russi che cantavano "Se una regola c'è non la chiedere a me", ma cominciamo comunque con Neck, cominciamo con "Se una regola c'è". Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione della musica di Cittadella, bentrovati sui 96.5 e sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno al nostro Piero Caffio, buongiorno a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando e a cui oggi racconteremo un po' di notizie interessanti del territorio. Naturalmente cominceremo con una storia che sta tenendo banco da quasi 2 settimane. Ieri il silenzioso addio a Bakary Sakho, il funerale alla piccola moschea di via Cavallotti, nel silenzio e nel riserbo di amici e familiari, ma senza lutto cittadino. Alla fine le bandiere a mezz'asta non ci sono state, le saracinesche abbassate neanche, tempi troppo serrati, dicono da Palazzo di Città. E poi guarderemo dall'altra parte, cioè ai minori di questa città. Ieri la denuncia di Confcooperative, che ha puntato il dito contro il comune di Taranto dicendo: da anni attendiamo che vengano pagate una serie di fatture, siamo ormai allo stremo. Parlano proprio le cooperative che si occupano di accoglienza minori, di disagio minorile. Insomma, la situazione a Taranto è particolarmente complicata. Poi ce ne andremo invece in mare a parlare di mitilicoltura, perché questa sera alle 21 sul canale 94 c'è Orizzonte Taranto con Maristela Massari e il tema delle cozze, il futuro delle cozze, sarà proprio al centro del confronto della trasmissione di approfondimento di Cittadella. E poi parleremo di Medimex, non solo musica, anche mostre, racconti, insomma il clou della manifestazione che prenderà il via tra qualche settimana a giugno a Taranto. E oggi però è giovedì e quindi, in quanto giovedì, chiuderemo con frequenze divergenti. Oggi, oltre alla nostra Liliana Doria, ci sarà Valentina Parabita, avvocata. Con lei parleremo delle normative per i bisogni educativi speciali e i diritti doveri delle persone neurodivergenti. Questo e tanto altro oggi qui con noi, quindi mi raccomando, non andate via. Adesso però cominciamo con l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon giovedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario,
Chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Grazie a Maya per averci raccontato anche oggi i consigli degli astri. Adesso invece diamo uno sguardo ai quotidiani. Cominciamo con Corriere del Mezzogiorno, l'apertura naturalmente dedicata anche in questo caso alla cronaca e ai funerali di Bacari Sacco. Dalla sedia vuota al nome di una strada, De Caro, Sacco credeva nella Puglia. Ieri i funerali e l'omaggio di Taranto che gli intitolerà uno slargo nella città vecchia. E poi si parla di una storia che arriva da Avetrana, l'ombra del bullismo sul suicidio di una 18enne, la denuncia nei giorni scorsi dei familiari che parlano, che hanno dato mandato a un avvocato di fare chiarezza sulla vicenda e hanno presentato una denuncia sostenendo che vi siano stati sostanzialmente degli abusi di bullismo nei confronti della ragazzina che purtroppo si è tolta la vita alcuni giorni fa. E andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla sanità, le ASL sotto esame, deficit sanità, algoritmo e penalità sui redditi dei direttori generali. Il PD difende De Caro, il centrodestra invece chiede verità sui conti. E anche qui si parla del funerale di Sacco, il dolore silenzioso ai funerali di Sacco, niente lutto cittadino a Taranto, attorno al feretro solo i familiari, il pezzo firmato da Valentina Castellaneta. E poi al centro della pagina si parla degli esteri, flottiglia, il video shock da Israele, Ben Gvir maltratta gli attivisti ammanettati e in ginocchio. È un video che insomma tutti abbiamo visto e che ha scatenato l'ira di Mattarella, persino della Meloni e di una parte della comunità internazionale. Persino Netanyahu ha preso le distanze da quello che ha fatto un esponente del suo governo. Eppure, insomma, però alla fine ha detto che Israele ha il diritto di intercettare le imbarcazioni della flottiglia, nonostante siano state in acque non di competenza di Israele, come se fosse tutto consentito. Come disse qualcuno, il diritto internazionale sì, ma fino a un certo punto. Vabbè, ci fermiamo qui con la prima parte dei giornali, tra un po' tutti gli altri quotidiani, ma ora c'è la New Hit. 7:34 è la nostra New Hit e ora continuiamo come annunciato con gli altri quotidiani. Anche l'Edicola apre con i funerali di Bacari ancora solo al funerale, pochi intimi è il titolo, solo i parenti più stretti, al rito celebrato nella moschea a Taranto insieme alle persone a lui più vicine, così va via il bracciante agricolo ucciso da ragazzini. Montanari, si cerca un nemico ma non soluzioni. E poi si parla di un fenomeno di Bari, caro affitti, il posto auto in centro fino a 500 euro al mese. Mamma mia, io nei giorni scorsi disperato ho provato a capire quanto costasse. Quando mi hanno sparato 150 euro al mese ho avuto un mancamento. Se mi avessero detto 500 euro al mese, non so come avrebbe reagito la mia salute. Vabbè, andiamo invece avanti con Quotidiano, il titolo: affitti, scontro governo-regioni, il turismo fa i conti con i limiti, le aree off limits della Puglia all'altola di Salvini, ma sindaci e B&B affermano va bene così. Al centro della pagina c'è una foto poi degli attivisti della flottiglia inginocchiati e costretti a stare con la faccia a terra. Flottiglia, assalto e sequestri, detenuti anche 2 pugliesi. Il titolo di Quotidiano, il trattamento degli israeliani, il video shock. Si parla poi di baby gang, devianze e droghe alla radice del fenomeno dopo l'omicidio di Bacari, gli allarmi degli operatori e i mezzi ancora insufficienti. Vi consiglio di leggere il pezzo
firmato questa mattina da Alessio Pignatelli sul quotidiano che scava nel fenomeno, insomma, che ha dato origine probabilmente alla tragedia del 9 maggio e che è costata la vita a Bakary Sacco. Tra pochissimo iniziamo gli approfondimenti e partiremo proprio da Bakary Sacco e dai suoi funerali. Ieri l'addio alla moschea di via Cavallotti senza il lutto cittadino, solo amici e familiari per lui all'ultimo saluto. Alle 7.39 noi cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto. Cominciamo naturalmente dalla cronaca. Ieri l'ultimo saluto a Bakary Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio da una baby gang composta da 6 giovanissimi, 2 maggiorenni e 4 minori. Ieri il funerale alla moschea di via Cavallotti nel silenzio più assoluto, non parenti e amici ammessi alla cerimonia, intorno a lui una città che invece sembrava da un'altra parte. Non c'è stato nemmeno il lutto cittadino, alla fine ce ne racconta tutto però Valentina Castellaneta. Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakary Sacco, il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang, una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali, una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGIL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa, tornerà nella sua terra d'origine lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta. E intanto continuano le indagini sul caso di omicidio di Bakary Sacco e il 35enne sarebbe morto in un tempo di circa 10 minuti dai colpi ricevuti. Anche questo è quello che emerge dai primi dati dell'autopsia, e anche se in qualche modo i soccorsi fossero stati tempestivi, probabilmente per lui non ci sarebbe stato comunque nulla da fare. Troppo grave l'emorragia provocata dalla lacerazione della aorta dopo un fendente, e questo in qualche modo aggrava la posizione non solo, diciamo, del quindicenne, insomma, che è diventato sedicenne da qualche giorno, che ha sferrato i 3 colpi, ma anche dell'intero branco. E poi soprattutto sembra mettere un attimo una pietra miliare sull'ipotesi dei ritardi nei soccorsi o dell'omissione di soccorso. Vi racconteremo naturalmente i dettagli anche di questa vicenda, ma cerchiamo di guardare le cose dall'altro punto di vista. Come stanno i nostri minori? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. 7.54 il nostro rewind scelto dal nostro Piero Caffio. Ora invece torniamo nel presente. Sono stati circa 400 i minori ospitati nel 2024 dalle comunità educative del territorio, numeri che si intrecciano a quelli dei servizi sociali del comune. Circa 50.000 accessi tra minori, famiglie fragili e situazioni di marginalità. Questi un po' i numeri del territorio, della complicata situazione che vive il territorio di Taranto. Sono solo alcuni dei dati e dei numeri forniti ieri nella conferenza stampa indetta da Confcooperative, che ha seguito per noi Federica Pompamea. L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia
con dedizione e con sacrificio, e il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative ove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente. E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della Convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo. E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal Comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi 2 anni a 2 cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il Comune non ha erogato. E sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando. La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti. Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade. E vi suggerisco sull'argomento di leggere anche un pezzo firmato da Alessio Pignatelli su Quotidiano, che traccia un quadro insomma significativo della situazione. Riporta per esempio le parole di Gabriele Morales di Feder Solidarietà, che spiega che il problema non riguarda solo i singoli quartieri ma un disagio diffuso in tutta la città. La devianza si manifesta in età sempre più basse e la prevenzione deve partire già dalla preadolescenza, insomma con punte di droga e alcol anche a 12 anni. Ci fermiamo per un po' di musica e un po' di informazione. Quando torniamo invece vi raccontiamo di qualcos'altro. Parliamo di questa sera della mitilicoltura, il focus che sarà al centro di Orizzonte Taranto. Sarà con noi Maristella Massari e ci racconterà i dettagli di una puntata. Cattive abitudini, 9 minuti dopo le 8 comincia la seconda ora di Buongiorno Taranto sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Questa è Cittadella e adesso, a proposito di Cittadella, parliamo del programma di approfondimento che andrà in onda questa sera come ogni giovedì, Orizzonte Taranto. Su cosa si concentra? Chi saranno gli ospiti? Lo chiediamo come sempre a Maristella Massari che è in collegamento con noi. Buongiorno Maristella, ben trovata. Buongiorno a tutti quanti, a te soprattutto Francesco. Allora, si parla di mare, mi pare di ricordare questa sera. Mare, profumo di mare. Sì, sì, si parla di mare, ma più che altro non si parla di mare, di turismo, l'estate alle porte, che pure vorremmo tanto. Si parla di uno dei frutti più identitari della città di Taranto, si parla di cozza.
Ok, e quindi Tarantina. immagino che, essendo il tuo un programma di economia, in qualche modo raccontiamo lo stato di salute delle cooperative, delle famiglie, dei mitilicoltori, e anche immagino di un pezzo di storia della città che, come dire, lo vedo particolarmente in difficoltà. Allora, proveremo a raccontare questa sera tutto quello che c'è dietro il mondo, diciamo, produttivo di questa filiera che rappresenta la città di fatto nel mondo, perché insomma la costa di Taranto è conosciuta davvero in tutto il mondo, nonostante Taranto, possiamo dirlo? Sì, nonostante i Taranto e i Tarantini, sì, possiamo dirlo. Nonostante Taranto e i Tarantini, va bene. E lo faremo approfondendo, insomma, approfondendo il tema con i protagonisti, i mitilicoltori in particolare, perché con noi ci sarà Luciano Carriero, che è il presidente della sezione mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Tra l'altro è anche un imprenditore che in tutti questi anni si è anche molto esposto sul fronte della lotta alla illegalità, no? Come sappiamo, ci hai raccontato anche tu tante volte nei tuoi bellissimi articoli. E poi lo faremo con Francesco Cosa, che è assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, per capire come il Comune sta tentando di rilanciare questa filiera produttiva. Lo faremo con Massimo Zito di Confapi per indagare anche qual è il sentiment delle imprese, di chi fa impresa nell'ambito della mitilicoltura tarantina, e con Paolo Vinci, che è presidente della cooperativa Isola e che sta portando avanti un progetto bellissimo che si chiama Miti di Mare, e che concorre anche alla valorizzazione dell'immagine della costa tarantina. E quindi vi aspetto questa sera alle 21 su Cittadella TV. E allora, Maristella, non resta che collegarsi questa sera e cercare di capire quest'altro pezzo di economia della città, verso dove sta andando. Grazie ancora a Maristella Massari per essere stata con noi, e buon lavoro per oggi, Mari. Grazie anche a te, Francesco. Noi quando torniamo invece leggeriamo un attimo, leggeriamo un po', cominciamo a parlare di Medimex, ma non solo di musica, parliamo anche di racconti, parliamo di tutto quello che ruota intorno alla manifestazione che prenderà il via il 17 giugno qui a Taranto. Valentina Castellaneta ci racconterà le ultime novità emerse dall'organizzazione di Puglia Sound. Adesso invece ci faccia compagnia il signor Alex Warren con Fever Dream. Slow Down, Morciba, il nostro rewind, per chi ci sta seguendo sul canale 94 avrete anche apprezzato il video che in realtà immortala me, mio fratello Marco e alcuni amici quando facevamo il bagno alla passerella a Taranto Vecchia, la di Cisavasto, negli anni 80. La flora e la fauna, diciamo, del mare era leggermente diversa, ma più o meno il nostro stile, maschera compresa, era esattamente lo stesso. Torniamo invece al presente, anzi facciamo un salto in avanti di qualche settimana. Giugno parte il Medimex a Taranto, non solo musica ma anche tanti racconti, il cosiddetto caos creativo della manifestazione che vivrà ancora una volta a Taranto ieri. Gli ultimi dettagli della manifestazione 2026 che ci racconterà la nostra Valentina Castellaneta. Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, 5 giganti, 5 pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano, e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi, fino alla doppia firma di Carlo Massarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagine che
diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli in Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimax.it. E grazie a Valentina Castellaneta per averci raccontato anche questi altri dettagli. Tra pochissimo invece vi raccontiamo di Taranto Eco Forum, che prende il via oggi 21 e 22 maggio, domani, da 2 giorni, per parlare di innovazione e tecnologia, e, insomma, uno dei punti di riferimento, degli eventi di riferimento sul dibattito nazionale in tema di sostenibilità. Vi racconteremo qual è il programma di oggi, cosa vi aspetta questa mattina e anche il programma di domani. Per la musica vi lasciamo in compagnia di Anotre con Ultra, e questa si chiama Talk to You. Le 8.30 era la nostra new hit. Come annunciato, adesso vi diamo comunicazione del programma di TEF, Taranto Eco Forum 2026, la 2 giorni che comincia oggi 21 maggio ed è ormai un punto di riferimento nel panorama nazionale per parlare di innovazione, sostenibilità e tecnologie. L'appuntamento è alle 9 alle 9, ho detto bene? Sì, alle 9 nel Dipartimento Ionico dell'Università di Taranto, in via Duomo 259 a Taranto. Oggi gli appuntamenti sono dalle 9 alle 19 e domani invece dalle 9 alle 17. Si comincia con i saluti di benvenuto di Vito Felice Uricchio, commissario straordinario per gli interventi di bonifica di Taranto, e poi Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS, che è founder di Taranto Eco Forum. Ma a loro si aggiungeranno poi anche Silvia Paparelli, a Paolo Pardolesi, Andrea Moretti, Michelangelo Di Luozzo. Cominciano invece i saluti istituzionali poco dopo con Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Vania Gava, che è vice ministro dell'ambiente, e poi il prefetto di Taranto, l'assessore regionale di Sciascio, il sindaco Piero Bitetti, il presidente del Porto Giovanni Gugliotti. Saluti moderati da Maristella Massari, che modererà anche la prima tavola rotonda che prenderà il via alle 11. Bonifiche, biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti, economia circolare, il nome del round table, che sarà seguito poi invece alle 12 dalla Blue Economy, nuova rotta blu tra impatto sociale e transizione green delle navi. Alle 14 nel pomeriggio si parla invece di sostenibilità, governance e responsabilità sociale d'impresa, con un confronto moderato da Alessandro Ladiana, di Communication Manager di TP Italia, e invece a seguire alle 15 Domenico Palmiotti modererà il round table su transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile e sostenibile. Gli eventi poi continueranno anche nel pomeriggio fino alle 19, come vi abbiamo detto, e si riprende poi ovviamente domani con un nuovo panel di interventi, nuovi speech. Firmiamo qui questa parte dedicata al Taranto Eco Forum e alla 2 giorni di sostenibilità e innovazione, che vede Taranto in qualche modo un punto di riferimento per il panorama nazionale. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica e tra un po' arrivano la nostra Liliana Doria, ci sarà con noi anche Valentina Parabita, parleremo di diritti e doveri dei neurodivergenti. La vita com'è? Brunori, Darione Brunori Salas. Mamma mia, che pezzo scelto quest'oggi per dare il via a frequenze neurodivergenti dalla nostra Liliana Doria. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra l'altro frequenze divergenti, non neurodivergenti. Però ci sto sempre bene. Come mi è venuto? Non lo so. Perché ti senti ispirato. Hai capito? Diamo il benvenuto invece qui a Cittadella a Valentina Parabita, avvocata, con cui oggi faremo un bel focus. Buongiorno Valentina, ben trovata. Grazie, buongiorno. Con te parleremo oggi di normativa sui bisogni educativi speciali e diritti / doveri di persone con neurodivergenze.
Allora, innanzitutto devo dire che la scelta della canzone oggi è particolarmente azzeccata. Bugia, in realtà le ho scambiate con quelle della settimana scorsa, perché ti ricordi che doveva esserci oggi l'avvelenata? Sì, è vero, Ciccio, io Allora, ho fatto finta di niente. No, però io le ho invertite, però lo dico perché tanto come le dire, cose giuste, tu dici, le onestà. Perché doveva esserci l'avvelenata oggi? Cioè, perché abbiamo ascoltato La vita com'è di Brunori, che per l'amor di Dio è un pezzone. Poi un capolavoro veramente, sì. insomma, anche dell'ultimo album. E l'avvelenata di Guccini descrive il disincanto che una persona scopre nella vita in relazione anche alla propria professione, ok? Perché lui arriva a un certo punto che dice un laureato conta più di un cantante, no? Questa è l'amara verità di cui io mi devo poi cospargere il capo di ceneri, no? Nei riguardi dei genitori e nei riguardi, insomma, delle scelte che poi lui ha fatto di vita. Con i diritti e doveri di DSA poi in realtà c'è un'aderenza particolare, perché la normativa è molto giovane. Ora l'avvocato Parabita ce lo dirà, la normativa è molto giovane, oggettivamente non ci sono a dovere tutti i diritti che possano tutelare queste persone, quindi poi si piomba in uno stato di piano di realtà anche un po' amaro, quasi avvelenato. Allora, avvocata, partiamo proprio di qua. Normativa BES. Sì. Bisogni educativi speciali come acronimo. Ci sono delle regole particolari, dei diritti e anche dei doveri per chi ha neurodivergenze. Da dove partiamo? Partiamo da lontano, e se vogliamo il cambio di canzoni mi ha dato l'idea dell'evoluzione normativa del nostro paese. Hai visto? Niente avviene per caso. Hai visto? Niente avviene per caso. Perché passiamo dall'amarezza di rendersi conto di non essere come gli altri, e quindi addirittura dalla segregazione che c'era con la riforma Gentile, diciamo così, nei primi del Novecento, fino al concetto di integrazione, fino al concetto ultimo dell'inclusione, che è la vita com'è. Okay. E veniamo nel senso, il riconoscimento dei BES come macro categoria di bisogni educativi speciali è recentissima, se pensiamo che parliamo del 2017, ma nella sua evoluzione completa siamo già nel 2020 più o meno. Che cosa succede nell'evoluzione normativa? Non vengono più considerati gli alunni con disabilità riconosciuti dalla legge 104, ma si riconosce questa macro categoria dei bisogni educativi speciali, che ricomprende in sé tante sfaccettature diverse per quanti sono i bisogni educativi all'interno della scuola. Quindi abbiamo alunni con disabilità, come dicevo, riconosciuti dalla legge 104. Nei bisogni educativi speciali ci rientrano i disturbi specifici dell'apprendimento, i cosiddetti DSA, di cui avete tanto parlato. Ci rientrano forme particolari come può essere l'ADHD, ma ci rientrano, e qui arriviamo nei tempi più recenti, dei bisogni educativi che non sono legati ad una diagnosi. Quindi io non devo avere una diagnosi per avere diritto ad un ricamo su di me del progetto didattico, ma posso trovarmi anche in una condizione di difficoltà temporanea, e possono essere ad esempio lo svantaggio economico, lo svantaggio sociale, o anche semplicemente un periodo particolarmente pesante per un alunno, che viene individuato dal consiglio di classe, è individuato in maniera talmente determinante nel percorso didattico del ragazzo da necessitare in quel anche lasso di tempo di un piano didattico personalizzato, il cosiddetto il PDP, scusate, io per esempio, per fare un esempio, allora aspetta, così facciamo chiarezza. Allora, innanzitutto parto proprio dalla parola. Bisogno educativo speciale non individua una categoria, come dire, sono tantissime. No, nel senso che, come dicevi giustamente, anche chi ha un problema temporaneo può in qualche modo temporaneamente entrare in questo gruppo, che ha diritto a una serie di attenzioni. Sì.
La scuola è obbligata a dare queste attenzioni a questo gruppo di persone, di studenti e di studentesse, di alunni e di alunne, tra cui per esempio penso alle cose più facili, tipo il tempo a disposizione per sostenere un esame, sì, piuttosto che una serie. Allora, bisogna fare un po' di chiarezza, perché nei DSA o nella DHD si ha diritto ad un piano didattico personalizzato con strumenti compensativi e misure dispensative. Nei bisogni transitori. Fermati. Ok. Misure compensative, sì. Io lo so cosa sono. Ok. Cioè, tipo, parliamo, allora, che io ne sono so, dislessica. ho bisogno. Non mi deve essere chiesto necessariamente di leggere un testo, okay. Ma posso usare il sintetizzatore vocale. Perfetto. Oppure sono discalculica, non devo fare i conti a memoria, uso la calcolatrice. Queste sono le misure compensative. Sono miope, metto gli occhiali per vedere. Nessuno pretenderà che io veda. Senza. E tra l'altro non sono favori che vengono fatti, sono semplicemente mettersi nelle stesse condizioni, esatto, di poter affrontare la prova. Queste sono le misure compensative. Esatto. Quelle dispensative invece, le misure dispensative, che alcune cose tengono sempre conto allora, quello che è importante è che il piano didattico personalizzato viene cucito addosso all'alunno, sì. Quindi non ci sono regole prestabilite, okay. Quindi anche le misure compensative, gli strumenti compensativi o le misure dispensative vengono studiati ad hoc per quell'alunno. Quindi facciamo un esempio di misura dispensativa. Posso avere un diritto a svolgere meno espressioni matematiche rispetto a quelle che vengono assegnate alla classe. Okay. Oppure posso avere maggior tempo per finire una verifica. Okay. Oppure posso non utilizzare il libro di testo, ma studiare esclusivamente da delle mappe concettuali, che sono anche strumenti compensativi. Allora facciamo così. Tra un po' parliamo anche di doveri e continuiamo, sì, poi a raccontare, diciamo, quali sono i diritti. Ci prendiamo un attimo di pausa per un po' di pubblicità. Quando torniamo con Valentina Parabita, scusate, con l'avvocata Valentina Parabita e con la nostra Liliana Doria, continuiamo a parlare di bisogni educativi speciali e normative. Restate con noi. Alle 8.52 Rewind scelto da Piero Cappio per questa seconda parte di Frequenze Divergenti. Siamo tornati in diretta con Liliana Doria e con l'avvocata Valentina Parabita. Stiamo parlando di diritti e doveri e di persone con bisogni educativi speciali e neurodivergenze. E ci siamo lasciati a un certo punto parlando di misure compensative, strumenti dispensativi. Mi era venuta però una domanda. Abbiamo parlato a un certo punto di transitorio, no? Sì. Che è una cosa da prendere molto con le pinze, perché ogni caso è diverso dall'altro. Esatto. Però per esempio un lutto, sì, è proprio l'esempio tipico, okay, che si fa di un periodo talmente pesante, angosciante, vissuto dall'alunno, che però determina in lui una minore capacità di fruire in maniera piena del percorso didattico. Cioè, okay, quello che è importante sottolineare è che non stiamo parlando di una sofferenza fisiologica, di un lutto che può, certo, colpire tutti, ma di qualcosa che scava molto di più. Parliamo di qualcosa che va a incidere sulla capacità. E che immagino, insomma, sia valutato dal consiglio di classe. Non viene so valutato se dal consiglio di classe. Diciamo, l'apporto ai docenti viene dato anche da uno psicologo, da qualcuno. Sì, l'input, quello che è importante è che l'input venga sempre dalla famiglia. Non è, lo dico a chi è in ascolto, ragazzi e ragazze, non è che se muore il nonno, muore la nonna, come succedeva a me 7 volte a settimana, diciamo, poi si ha diritto a un piano personalizzato, bla bla bla, tutto il resto, potete fare a me o usare calcolatrici, bla bla. No, cioè, è molto più, non vi imbarcate in questa roba, perché poi scoprono che non è vero, e quindi mi raccomando, cioè, perché parliamo di periodi di vera e propria depressione. Appunto, ecco. Quindi diciamo la cosa è seria, quindi è una cosa seria, certificata. Il campanello d'allarme scatta sempre in famiglia. Sì. Quindi magari è la famiglia che si fa portavoce con la scuola del periodo che il ragazzo sta attraversando, la scuola accende i riflettori sull'alunno e valuta come viene vissuto questo periodo dall'alunno. Domanda a bruciapelo, sì, a tutti e due. Quanto tutto questo, diciamo, le nostre scuole sono in grado di garantirlo? Allora, ti dico che con mio sommo stupore sono in grado di garantirlo, forse non perfettamente, però ti posso anche dire che l'Italia è tra i sistemi scolastici migliori per quanto riguarda l'inclusione. Wow. Sì. Oh, attenzione.
Sì, per antonomasia l'Italia è l'unico paese in Europa che attua l'inclusione all'interno del contesto classe. Vabbè. Perché nel resto basta passare il confine, che ci sono le scuole speciali, quindi di per sé l'Italia è volano dell'inclusione. Tipo la scuola per handicappati. Esatto. Cioè il resto dell'Europa lo prevede. E effettivamente Val di Tara lo sa, perché non vorrei che non posso esprimermi, ho paura, diciamo. Non lo so se ne ha conoscenza. Okay. Speriamo di no. Non mettiamo la pulce non lo so. No, speriamo che lo sappia e che magari ha fatto finta di niente, ecco, così diciamo. Per carità, anche perché un'istituzione, l'insegnante di sostegno, cioè significa battere intere proprie categorie, quindi è anche fermare, come posso dire, un flusso di mercato che non conviene neanche allo Stato italiano, detto proprio onestamente. Quindi è intoccabile sia l'insegnante di sostegno che la normativa sull'inclusione in Italia. Certo, da essere particolarmente includenti a praticare con oggettività un buon PDP, e qui passa di acqua. Chi lo fa il PDP? L'insegnante di sostegno? L'insegnante che ha la funzione interna all'inclusione nella scuola, okay, c'è proprio un insegnante che è nominata tale, insieme al coordinatore di classe, in base alla diagnosi o comunque, come diceva l'avvocato Parabita, a tutto il corollario personologico del soggetto, cioè in base alle sue caratteristiche, poi viene esteso il piano educativo personalizzato. Quando dico che siamo tra i migliori sistemi scolastici per quanto riguarda l'inclusione, mi riferisco particolarmente ad una rivoluzione che c'è stata nel campo didattico nel momento in cui si è passati dal considerare la disabilità o i BES non una caratteristica della persona, ma l'impatto che la mia disabilità o il mio bisogno educativo speciale ha nella società in cui vivo, cioè cambiamo gli occhiali con cui guardiamo. Quindi non è più un mio problema, ma è un problema di tutti. L'esempio è che si è passati dal dire il disabile non può fare le scale di accesso alla scuola a domandarsi perché ci sono le scale per accedere alla scuola. Quindi abbiamo rivoluzionato completamente la percezione della disabilità o dei BES. L'inclusione è quello, altrimenti parliamo di integrazione, cioè sono io che mi devo adattare al sistema. Devo sviluppare una serie di competenze per essere uguale agli altri. Immagina, allora, la difficoltà che fanno gli insegnanti oggi, secondo me, è nel non aver sposato completamente questa visione. Ok, una domanda flash, veramente flash, perché altrimenti Piero mi passa sopra col trattore. Abbiamo parlato di diritti, però ci sono anche dei doveri. Mi fate qualche esempio volante? Non si può essere bocciati, si può essere bocciati, chiedo scusa. Cioè, se tu non sei un disabile con la 104 e hai un PDP e quindi fai parte della legge 170 del 2010, puoi avere misure compensative e dispensative, come diceva l'avvocato Parabita, ma se non ti impegni sei bocciato. Tocca studiare. Se non fai il tuo dovere, così come ti è stato ricapato addosso, avrai conseguenze come tutti gli altri. E allora, grazie davvero Valentina Parabita, avvocato, per averci raccontato di normative, diritti e doveri, di bisogni educativi speciali. Grazie alla nostra Liliana Doria. Grazie a voi. Con la quale oggi nel pomeriggio, se volete, siamo in una scuola a San Marzano e parliamo di bullismo, cyberbullismo, una serie di altre problematiche che purtroppo oggi diventano sempre più, come dire, inquietanti. Però ci rivediamo sicuramente giovedì prossimo. Assolutamente. Con giovedì prossimo apriamo l'ultimo capitolo delle neurodivergenze, nel senso che le abbiamo trattate tutte, mancava una sfumatura e parleremo di plus dotazione. Vi do appuntamento come al solito alle 14 per il TG, alle 21 sul canale 94 per Orizzonte Taranto. Vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure tramite WhatsApp al 339 680 6868. Buongiorno Taranto torna domani. Grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Mi raccomando, divertitevi.